Buonasera a tutti ragazzi, come avevo detto stamattina, anzi oggi pomeriggio, è confermato, arriva un'ondata, diciamo, un'ondata di maltempo sull'Italia. In effetti da stasera colpirà la Sardegna, quindi già da quest'ora qui, sono le 9, sì, incomincerà sulla Sardegna, anche se qui non la vedete perché questa è la proiezione di domani, quindi è confermata su tutta la Sardegna a partire da questo momento, quindi ci saranno forti raffiche di vento su tutta la Sardegna, perché questa qui è la proiezione per domani, quindi è confermato che domani il maltempo si sposterà sull'Italia, quindi non andrà né sopra né sotto, quindi camminerà come stava camminando, cioè a destra, quindi dopo la Sardegna colpirà Torino, Milano, un po' il Friuli Venezia Giulia, forse, ma giusto giusto, e poi diciamo un po' di Toscana e un po' di Lazio, quindi poi sicuramente tutta la Sicilia, quindi domani prenderà in pieno la Sicilia, come potete vedere, anche se qui non entra tutta, diciamo, la cartina, eccola qui, diciamo tutta la Sicilia sarà coinvolta anche in questo maltempo di domani, quindi da stasera tutta la Sardegna, quindi qui non è quella, diciamo, della Sardegna perché già l'ho fatto vedere stamattina, quindi questa è quella per domani a mezzogiorno, quindi domani a mezzogiorno è confermato, come avevo detto io, il maltempo camminerà sulla destra, quindi sui settori delle coste, diciamo, di Genova, Lazio, Toscana e poi la Sicilia, ragazzi, su tutta la Sicilia, quindi massimo che potrà arrivare, diciamo, sul Lazio, quindi però il lato, diciamo, alto della Lazio, neanche a Roma proprio città, quindi diciamo più il nord e il centro e poi solo la Sicilia, mentre da Roma a scendere giù, ragazzi, il tempo non cambierà proprio, quindi perlomeno fino a dopodomani non dovrebbe succedere nulla. Anzi, nel weekend dicono, secondo le proiezioni sempre, che ci sarà proprio un arrivo, stavolta un'ondata di caldo invece di maltempo, quindi aspettiamo sempre giusto giusto per fare il video quando arriva la proiezione, così questa qui è più attendibile perché questa qui mancano solo 12 ore a questa proiezione, quindi diciamo non è attendibilissima. Invece quando parliamo di 3-4 giorni, se ti dico già sabato e domenica, già è più o meno attendibile, quindi aspettiamo a venerdì per fare quello del weekend, quindi però già da adesso vi dico che perlomeno tutti i meteo e le proiezioni, diciamo, dai satelliti danno bel tempo proprio, quindi parlano addirittura di giornate tipiche di agosto, quindi mi immagino tutte belle giornate. Poi vedremo man mano, diciamo, nel corso dei giorni, ragazzi. Buona serata a tutti, quindi il maltempo di domani sarà così un po' sparpagliato, diciamo, un po' centro e diciamo il nord. Stasera tutta la Sardegna e poi domani tutta la Sicilia, compreso un po' centro e nord. Da Roma fino alla Puglia, ragazzi, proprio niente, da noi proprio ci sta proprio il divieto, ci sta proprio spaccato. Quindi da Roma giù, come sempre, andiamo a mare noi. Ho detto che sabato e domenica andremo a mare, eppure sta a vedere se non lo faremo. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo dopo.